La storia della mia famiglia si lega profondamente a quella dell'attività distillatoria. Io sono la quinta generazione appunto di una famiglia che distilla e questo da un lato ci ha dato forza, ci ha dato un senso della tradizione molto forte, dall'altro ci ha spinto verso cercare di superare in qualche modo questa tradizione, cercare di metterla in discussione qualche volta e cercare delle strade diverse. Questo ha portato a creare sempre delle situazioni, dei prodotti che potessero andare in direzioni anche parecchio diverse rispetto a quelli originali. Questo ha portato a metà degli anni '80 alla creazione di un acquavite d'uva, di prime uve per noi, che ha cambiato la modalità in cui producevamo anche e in cui comunicavamo i distillati. Ha portato nel metà degli anni 90, fine degli anni 90, a 903 che invece ha ripreso, è una grappa in questo caso, ha ripreso un metodo antico e l'ha riportato ai nostri giorni. Ecco, quest'idea di prendere dal passato e riportare al futuro è quello che ci ha sempre caratterizzato. Il tiramisù di casa è il nostro personalissimo omaggio a probabilmente il dolce più amato dagli italiani, sicuramente il più conosciuto, uno dei più conosciuti a livello mondiale. L'idea è quella di non concentrarsi solo su un ingrediente, ma su un gusto, su qualcosa che è costituito da più ingredienti ma è codificato, è un gusto indimenticabile, è un gusto che tutti conosciamo, tutti amiamo e in qualche modo questo gusto ti ricorda non solo il dolce in sé ma anche i momenti felici in questo dolce e in fondo è il tiramisù il dolce delle feste, il dolce delle compagnie. Il concetto di famiglia è importante nella creazione del tiramisù di casa. La casa, la famiglia diventano il luogo in cui avvengono tutti gli avvenimenti e di conseguenza anche gli incontri, anche i momenti felici. L'idea è quella di trasferire tutto questo dentro un liquore. Per cui l'innovazione è quello, sei abituato a mangiarlo il tiramisù, in questo caso lo puoi bere. Abbiamo cercato di farlo più liquido, più fluido possibile, in modo da non essere una sostituzione del dolce, ma di essere piuttosto un accompagnamento. Per cui berlo insieme a il tiramisù, ma berlo insieme a pasticceria secca, biscotti, dolci, torte, ma anche in realtà accompagnamento vuol dire anche semplicemente stare insieme agli amici, per cui fare 4 chiacchiere e berselo divertendosi. La distilleria Maschio è sempre stata attiva sia nella fase distillatoria, per cui nei prodotti distillati, sia anche nella liquoristica e in qualche modo negli ultimi anni abbiamo ripreso, rimesso mano, ritornati alle radici in qualche modo, lavorando su 2 amari che riprendono un concetto di un amaro degli anni 70 oppure nel nuovissimo tiramisù di casa in cui abbiamo preso una tradizione liquoristica e l'abbiamo portata dove effettivamente non c'era, per cui un dolce trasformato in forma liquida.